my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora, oggi sono qua con questo nuovo video per portarvi un tutorial completo per il Town Hall 8. Me l'avete chiesto in tanti e finalmente oggi sono riuscito a portarvelo. Allora ragazzi, partiamo innanzitutto con le difese. Cosa maxare prima del Town Hall 8? Come vedete qua negli accampamenti abbiamo i draghi che serviranno per distruggere un Town Hall 8 in guerra, perciò le difese che dovete portare su innanzitutto appena fatto il municipio sono le difese aeree perché saranno utilissime in Clan War. Dopo io vi suggerisco le torri dello stregone che sono importanti per distruggere i barbari e gli arcieri, e dopo abbiamo i mortai che sono la difesa più importante quando siete in farming perché questi qua vi salvano il sederino. Poi dovete portare su le torri delle arciere, successivamente le altre difese sono supplementari, decidete voi l'ordine, e i muri io vi consiglio minimo a livello 7 prima di passare al Town Hall 10. Dopo gli eroi lasciatelo anche al 10, 15, più su ce l'avete meglio è, comunque al 10 può bastare. Poi dobbiamo passare in Clan War. Allora ragazzi, come attaccare in Clan War e come difendersi? Innanzitutto andiamo a vedere la nostra difesa, il numero 25, ringrazio Matimela che mi ha prestato l'account. Allora ragazzi, purtroppo è stato fatto lo stesso 2 stelle, perché purtroppo i draghi al 3 spaccano i sederini. Allora ragazzi, oggi vi faccio vedere prima di tutto come attaccare in Clan War per il Town Hall 8 e successivamente passiamo al farming. Facciamo attacca e speriamo bene. Allora ragazzi, la cosa più importante quando attaccate con i draghi è ripulire bene la parte esterna del villaggio, perciò prima King, sembra una cosa contraddittoria, ma prima gli eroi che puliscono la parte esterna, dopo dovremo usare 5 draghi per pulire la parte esterna dei edifici che sono presenti. Nel castello io vi consiglio di farvi donare delle mongolfiere livello 6, così dovranno farvi da parasederino quando escono le truppe del castello. Sono veramente utilissime. Attiviamo l'abilità del re, appena muore, ok, sono uscite le truppe del castello, attireranno i draghi, perciò ragazzi vi consiglio sempre di risparmiarvi qualche draghetto e buttarla dopo, perché se vi fanno farsi il giretto i draghetti ne avete qualche di riserva, e in questo caso stanno facendo il giretto e non stanno andando dove voglio io, mannaggia tua. Ok, bravi questi 2 draghetti, fanno ok, bene, mettiamo qua. Allora dobbiamo pararci il sederino qui perché non possono morire le nostre truppe. No, il 50 guarda, me lo devi. 47, 49 e 50 è stato veramente easy. Purtroppo le 3 stelle sono veramente difficili con i draghi. Se avete culo ce la facete? Ce la facete? No, questa da Enrico Pasquale praticò. Vabbè, intanto abbiamo fatto le 2 stelle, facciamo resa e passiamo al farming. Dopo aver fatto la figuraccia più grande della mia vita, ora sono qua per darvi qualche dritta sugli attacchi farming da Town Hall 8. Allora ragazzi, andiamo subito a vedere le truppe che usavo io una volta quando avevo Town Hall 8. Io usavo 14 giganti, 5 spaccamuro e una guaritrice, e 58 arcieri, 38 barbari e 10 goblin. Allora, in che lega farmare per Town Hall 8? Io vi consiglio la lega argento 1 o argento 2, sono le leghe migliori, se no salite anche un po', però oro 3 è un po' rischioso perché vi arano. Allora, vi faccio vedere anche le pozioni che usavo una volta. Vabbè, usavo 2 furie e una guarigione, ma in questo attacco non andremo a usare le pozioni che saranno troppo costose, andiamo subito a fare ricerca. Allora ragazzi, eccomi qua con l'attacco farming. Purtroppo lo devo rifare perché l'avevo già fatto prima ma non mi ha registrato l'audio. Come vedete non ho la pozione guarigione. Allora, come attaccare il nostro amico Town Hall 7 abbandonato? Facciamo finta che sia un stracazzuto della Madonna. Comunque a Lega Argento 1 trovate tanta gente tipo così. Allora, prima distruggete la difesa aerea, mandate i giganti. Questa qua è veramente difficilissima, non riesco a farli 100. Se non li faccio 100 dovrò fare una penitenza, me lo scrivete sotto nei commenti. Beh, il 100 qua mi sembra quasi ovvio.
I barbari, vi ricordo di non lanciarli mai in questo modo perché i mortai vi benediscono. Io vi consiglio sempre di metterli in modo distribuito. State molto attenti all'autore dello stregone perché vi benedice, e ai mortai perché sono truppe, sì, truppe, sono difese a raggio d'azione. I goblin lasciateli naturalmente per ultimi. In questo caso possiamo mettere anche il re di Matti la Mela. E il castello penso che ce la possiamo anche risparmiare. Mettiamo qualche barbarozzo qua. Il town hall lo prendiamo, sì sì, lo prendiamo, li prendiamo anche le copine. Ormai sti qua sono villaggi abbandonati che io non trovo più. Ci sono un casino a Town Hall 8, Town Hall 9, ma per i Town Hall 10 i villaggi abbandonati è difficile trovarli. E il nostro re cosa sta facendo? Bravo, sta prendendo le risorse, non sta facendo un giro inutile, dato che le risorse sono tutte esterne, ma io voglio fare 100. Una volta distrutto la torre dello stregone, il 100 è assicurato, dato che abbiamo tantissime truppe piccoline che daranno tanto fastidio alle nostre amatissime difese dell'amico Kill Todd. Prendi cannone. 97, 98, 100. Bam! Neanche ho usato il casello, neanche una pozione. Comunque questo qua era un attacco facilissimo. A Lega Argento 1 trovate tanti inattivi, basta cercare neanche 5 minuti li beccate. Torniamo a casa. Allora ragazzi, prima di concludere il video volevo dirvi di portare su le bombe e i stanatori aerei che faranno la differenza molte volte in Clan War. Penso che ho detto tutto. Allora ragazzi, questo era il mio tutorial per il Town Hall 8, spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciatemi un like, un commento e scrivete sotto nei commenti quale Town Hall volete che vi porto la prossima volta. Bam! E questo era tutto per oggi e noi ci vediamo la prossima volta.